È stata una giornata storica, domenica 2 ottobre 2011 per Ducati. Carlos Checa col primo posto conquistato in gara 1 sul circuito de Nevers a Magny-Cours e aver bissato il successo in gara 2, il portacolori del team Altea Racing in sella alla Ducati 1198 si è giudicato il suo primo titolo iridato Superbike, il 14° individuale per Ducati, regalando alla casa di Borgo Panigale il 17° titolo di campione del mondo costruttori. A rendere la giornata ancora più importante e memorabile ha contribuito il trionfo ottenuto da Ducati nella Superstock 1000, il campionato riservato alle moto derivate strettamente dalla serie, dove la 1198 ha conquistato la vittoria sia piloti grazie al portacolori del team Racing Superstock Davide Giuliano che costruttori, completando l'albo d'oro di una stagione assolutamente ricca di soddisfazioni per la casa petroniana. Nel Gran Premio del Giappone classe 125 ha vinto il trasampino Johan Zarco su Derby. Per il pilota francese si è trattato del primo successo in carriera. Sul podio alle spalle di Zarco si sono posizionati Nico Terrol, il leader della classifica iridata, ed il compagno di squadra Hector Faubel. Entrambi infatti gareggiano con l'Aprilia. Sul punto più alto del podio della gara nipponica della Moto2 si è collocato l'italiano Andrea Iannone con la Suter, che ha vinto davanti al nuovo leader della classifica mondiale, lo spagnolo Marc Márquez, che ha chiuso la sua gara in seconda posizione. La vittoria ottenuta in Estremo Oriente per Andrea Iannone costituisce la terza affermazione in questa stagione. Lo spagnolo Dani Pedrosa con la Honda ha vinto nella classe MotoGP, secondo posto per Jorge Lorenzo su Yamaha e terzo per l'australiano Casey Stoner con la Honda. Un centinaio di metri dopo la partenza Valentino Rossi con la rossa di Borgo Panigale, cadendo alla terza curva, è andato subito fuori gara. Si riapre il mondiale rally in quanto il francese Sébastien Ogier con la Citroën DS3, vincendo la tappa in Alsazia, si è portato a soli 3 punti dal leader del campionato VRC, il connazionale compagno di marca Sébastien Loeb, 7 volte campione del mondo. Loeb si è ritirato venerdì 30 settembre 2011 per la rottura del motore, ma guida la graduatoria iridata con 196 punti, con un solo punto di margine rispetto ad Ogier e dal norvegese Mikko Irjonen, che corre con la Ford Fiesta RS. Alla conclusione del World Rally Championship restano da disputare il Rally della Catalogna il 23 ottobre ed il Rally del Galles previsto il 13 novembre. Era un fine settimana difficile da gestire per il pilota bolognese Luca Rangoni, che a Monza doveva gareggiare in 2 campionati diversi. Il pilota felsineo è uscito dal circuito brianzolo con 2 podi conquistati e ne ha sfiorato un altro. Nel campionato turismo Endurance, secondo posto assoluto in una stagione densa di soddisfazioni con 6 vittorie conquistate. Un altro podio è venuto per Luca Rangoni nella GT Open International, dove in gara 1 è giunto terzo in coppia con il coequipier Alessandro Garofano a bordo della nuova Ferrari 458 GT Italia. Ripartono le limitazioni alla circolazione per combattere lo smog in Emilia-Romagna. Sono previste dal non accordo biennale per la qualità dell'aria siglato nel 2010 dalla regione Emilia-Romagna con le province di comuni, il quale fa scattare le misure di limitazione al traffico anche per la stagione 2011 e 12. Dallo scorso 3 ottobre, un mese prima rispetto allo scorso anno, fino al 31 marzo 2012, nei comuni capoluogo e in quelli superiori ai 50.000 abitanti è previsto lo stop della circolazione dal lunedì al venerdì dei veicoli più inquinanti. Poi dal 7 gennaio 2012 si aggiungono i giovedì senza auto. Da quest'anno non possono circolare per tutto il periodo neppure i diesel più inquinanti.